Tu non puoi accusare il Veneto di mala gestione della sanità e dimenticarti di dire ai cittadini italiani che al di là del numero delle ULSS, sul quale noi abbiamo un progetto e lo presenteremo, al di là del numero delle ULSS che il Presidente del Consiglio sbaglia, fra l'altro, perché dice che sono 22 invece sono 21, l'altro aspetto fondamentale è che si dimentica di dire che siamo l'unica regione che non applica l'addizionale IRPEF, una tassa, siamo l'unica regione che non applica ticket regionali, le altre regioni li applicano, siamo l'unica regione, la migliore, che ha la spesa pro capite per la sanità più bassa d'Italia. Quindi citare il Veneto come esempio di mala sanità vuol dire non avere neanche il fegato di venire a confrontarsi. Alle accuse del premier Matteo Renzi di essere una regione poco virtuosa per l'elevato numero delle ULSS, il governatore Luca Zaia risponde dati alla mano, dimostrando una volta di più l'eccellenza della sanità veneta. Renzi è libero di usare la sua posizione per fare campagna elettorale, attacca Zaia, ma la verità va rispettata. Oltre agli ottimi risultati in termini di sanità, gli ultimi dati dimostrano che il Veneto, pur in una situazione non rosea, è la miglior regione italiana anche in termini di occupazione, almeno tra quelle a statuto ordinario. I dati sono ufficiali, 6,7% la disoccupazione in Veneto, il che non è da gioire perché abbiamo 170.000 disoccupati, però la più bassa in Italia dopo Trento e Bolzano. Scartando Trento e Bolzano per ovvi motivi, dopo di noi c'è l'Emilia Romagna con il 7,3 e fino ad arrivare alla media nazionale che è 13,4. 6,7 è la miglior performance, definiamolo così, brutto definirlo così, il miglior risultato sulla disoccupazione perché agli altri va peggio, è andata peggio. Quindi vuol dire che qualcosa di buono i veneti l'hanno fatto, bravi veneti.